11 anni fa il terremoto dell'Aquila, nessuna fiaccolata per le vie del centro in memoria delle 309 vittime, il ricordo in una città deserta anche per il coronavirus. Nadia Zikowski e poi Giovanna Cucè. Prima il percorso faticoso della sopravvivenza, poi quello della ricostruzione. Due fasi che il presidente Mattarella individua nel terremoto che 11 anni fa sconvolse l'Aquila, così come nell'emergenza da virus, che in queste settimane riporta la città al ricordo della zona rossa, deserta e con i negozi chiusi. Oggi come allora gli aquilani, scrive, sono impegnati a restituire a se stessi e alle loro comunità la pienezza della vita sociale e i valori della loro storia. Una ricostruzione ancora in cammino, quella del dopoterremoto, che resta una priorità per lo Stato, assicura Mattarella, tutta da affrontare, quella del dopo coronavirus. Entrambe, scrive, dovranno essere accompagnate da tutta la responsabilità e la solidarietà di cui siamo capaci. L'altro pensiero di Mattarella in questo momento di emergenza è per il genio di Raffaello a 500 anni dalla morte. La mostra alle Scuderie del Quirinale resta chiusa, ma pur sempre un'occasione per lanciare un invito all'Italia e all'Europa. Dopo tutto questo, scrive il Capo dello Stato, si riparta dallo spirito del Rinascimento. La fiamma del braciere in piazza Duomo illumina la notte più dolorosa dell'Aquila. Era la Domenica delle Palme, anche 11 anni fa, quando la terra tremò uccidendo 309 persone. Un altro silenzio stavolta ha avvolto la città, il silenzio provocato dall'epidemia che l'ha svuotata ancora una volta. Così in piazza c'erano soltanto il sindaco, il prefetto e il primo cittadino in rappresentanza dei comuni del cratere. Oggi come allora, dice il sindaco Pierluigi Biondi, ci vuole speranza e la speranza l'Aquila sa cos'è. Alle 3:32, mentre risuonano i rintocchi delle campane e tanti quanti i nomi delle vittime, ai balconi si accendono le candele. Sto rivivendo il dramma del 2009 con una ferita al cuore più grande, perché la città e i cittadini non hanno potuto manifestare esteriormente quello che è il nostro dolore. Un dolore che ognuno ha confinato nelle proprie case, il risveglio. Ora non ha più nemmeno il rumore dei cantieri, le gru sono ferme. Quasi 18 miliardi sono stati stanziati per la ricostruzione, ancora più di 1 miliardo è da assegnare. La preghiera